Si è conclusa positivamente la 2 giorni del primo congresso provinciale dell'AIGO, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani, svoltosi presso l'Hotel della Valle nei giorni di lunedì e martedì scorsi. Interessante è stato il dibattito che si è sviluppato da parte degli operatori del settore che si sono confrontati tra loro con tavole rotonde attinenti tematiche di grande attualità, come la donna, la mamma, l'integrazione ospedale-territorio nel percorso della nascita, e sulla realtà agrigentina, il diabete gestionale, dalla prevenzione alla gestione clinica. Si è discusso di travaglio, parto, gravidanza e menopausa, programmando già da ora il prossimo appuntamento. È stata una brillante iniziativa degli organizzatori locali, della dottoressa Falco Abramo, mettere al centro dell'attenzione la donna, la madre. Ieri è stato fatto un corso di formazione per operatori. Quest'oggi ci sono dei temi estremamente importanti, scottanti, quali per esempio la prevenzione e la terapia della pressione alta in gravidanza, del diabete in gravidanza, dei eventi tromboembolici, l'induzione del parto, che è così importante come elemento terminale della gravidanza. Quindi l'attuazione di protocolli condivisi a livello nazionale e quindi anche regionale è estremamente importante. Portare la cultura a livello locale, capillare, in maniera tale da poter avere tutti quanti noi operatori del settore un atteggiamento simile di fronte a situazioni sia fisiologiche che patologiche comparabili. Il conguardo del settore in ambito regionale? Ma in ambito regionale molto si è fatto. La Sicilia è stata da sempre in ambito ostetico-ginecologico una punta di diamante a livello proprio nazionale. Tante altre regioni hanno, come dire, preso spunto per la loro organizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici da quelli che sono stati già intrapresi e programmati qui in regione, grazie all'ausilio sia dell'assessorato estremamente sensibile sia dei vari operatori sul territorio che si sono dati tanto da fare, tra i quali il professor Scollo, il professor Ettore, che a livello regionale ma soprattutto nazionale molto hanno fatto per la nostra incolumità sia dei pazienti sia dei medici. Si parlava anche dell'importanza dei consultori, proprio il dottor Ettore ieri è intervenuto su questo. Sì, i consultori sono il setaccio in cui andare a dividere, diciamo, la patologia dalla fisiologia. Sono il centro, è come l'anticamera di una casa. Quando uno accoglie un ospite la prima cosa che fa vedere il proprio salotto, e quindi il consultorio è fondamentale nell'organizzazione basilare della ginecologia e dell'ostetricia, e si è fatto già tanto si deve ancora fare, ma comunque gli operatori sul territorio sono estremamente sensibili e responsabili da quelli che sono i dati in nostro possesso. È stato un bilancio sicuramente positivo, è stata bella la presenza numerosa di tutti i ginecologi, degli operatori che lavorano nel nostro territorio, nel nostro ospedale. È venuta gente anche dalle città vicine, Caltanissetta, Palermo, si sono dette tante cose, si sono portati a casa tanti messaggi che sono praticamente un auspicio per cercare di operare tutti nello stesso modo, di parlare tutti una stessa lingua, e dove praticamente il motivo al centro di tutta questa discussione è sempre stata la donna, quindi l'obiettivo comune è il bene della donna. E parliamo anche di questo convegno che può essere anche importante per una seconda edizione, nel caso che ci sarà ovviamente. Sì, l'obiettivo è quello, questo è stato il nostro battesimo, è la prima volta che si faceva il congresso provinciale OGOI, che ha unito tanti specialisti, ha dato lo spunto per tanti argomenti, nasce dalla voglia di crescere, dalla voglia di stare al passo con i tempi dei nostri operatori. Sicuramente, diciamo, è l'inizio di un
lungo percorso che speriamo possa avere un futuro. Noi lo speriamo e sicuramente lo porteremo in atto sempre con la collaborazione degli altri operatori siciliani. Ecco, ieri è emerso una direttiva, un consiglio anche verso l'amministrazione regionale, nell'assessore, anche di una stabilizzazione delle piante organiche nei vari presidi ospedalieri regionali, che è importante per, diciamo, un buon servizio da offrire a tutti, alla mamma, alla gestante, a chi deve partorire. Sì, già per fortuna sono stati stabilizzati tanti operatori all'interno dell'ospedale, verrà fatto a breve un concorso per ginecologi che ha come obiettivo quello di andare a occupare le postazioni vuoti sul territorio e di colmare i posti vuoti a livello ospedaliero, ma l'obiettivo che si sta ponendo anche la nostra direzione è quello di modificare la pianta organica di vari reparti, dove per il numero di attività svolte, per il numero di parti che si effettuano, il numero di organico presente attualmente è poco, e quindi, diciamo, c'è questo atteggiamento propositivo che speriamo si traduca in realtà nel voler migliorare il numero di operatori che darà qualità al servizio.